Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Catania si spara sempre di più. 3 episodi in pochi giorni, protagoniste quasi sempre gang di ragazzi che scorrazzano armati per i quartieri della periferia. Il sindaco trentino dice: siamo pronti a dare un segnale. Nasce la nuova sala operativa di MTS che punta anche a garantire maggiore sicurezza sui bus pubblici attraverso il monitoraggio delle telecamere. A breve la tecnologia sarà applicata anche al sistema dei parcheggi. Appena aperte e già sporche, le spiagge libere comunali sono piene di rifiuti. Per i bagnanti è complicato persino trovare un posto pulito dove stendere il telomare. Fenomeno Vasco a Palermo, il capoluogo si prepara per i 2 concerti della Rockstar allo stadio Barbera. Polverizzati tutti i record siciliani di spettatori, 74.000 biglietti venduti per un indotto stimato in circa 20 milioni di euro. George Clooney a passeggio per le stradine di Marzamemi tra lo stupore di residenti e turisti. Inaspettata visita dell'attore di Hollywood in Sicilia per partecipare a un evento privato. Cala il sipario sulla 12ª edizione di Mare Festival a Salina, kermesse cinematografica dedicata quest'anno a Massimo Troisi, il ricordo dell'attore e regista nelle parole della compagna Anna Pavignano, sceneggiatrice dei suoi film. Calcio, Siracusa promosso in Serie D, battuto l'Enna per 3-1 nella finale dei play-off del campionato di eccellenza, festa in piazza a Ortigia sino a tarda sera. Buongiorno e ancora benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Lo avete sentito dai titoli, a Catania si spara sempre con maggiore frequenza. 3 episodi in pochi giorni in una città dove sono in troppi a girare con la pistola in tasca. Lorena Dolci. Volano i proiettili a Catania, l'allarme sicurezza lampeggia dal centro storico con le aggressioni ai turisti alle periferie, fortini spesso inviolati e sorvegliati dalle vedette. Un'escalation che arriva pochi giorni dopo le rassicurazioni del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in risposta all'appello del sindaco trentino. Più poliziotti e carabinieri ha promesso, qualche decina entro la fine dell'anno, e 1 milione di risorse aggiuntive, ma per tutte le città metropolitane. Intanto si continua a sparare. Villaggio Sant'Agata, Librino, San Giovanni Galermo, gli ultimi 3 scenari caldi. Sullo sfondo palazzine popolari, cortili abbandonati, garage abusivi ed una criminalità sempre più aggressiva, isterica, facile al grilletto, proprio come nella Gomorra di Scampia. Commandi armati che scorazzano nei quartieri in sella a potenti scooter, intimidazioni e avvertimenti che dei videotrap diventano realtà. Questa è la sequenza. Mercoledì intorno alle 21 l'inseguimento lungo le strade del Villaggio Sant'Agata, un gruppo di uomini armati dalla caccia ad una persona, l'obiettivo riesce a dileguarsi. Poche ore dopo 4-5 colpi di arma sparati al viale Bummacaro. I bossoli ritrovati per terra sono anche di un mitragliatore. Ultima in ordine di tempo la sparatoria di sabato sera in via Capopassero a Catania, 3 colpi esplosi contro una Panda. Gli uomini della squadra mobile raccolgono a terra i bossoli e trovano in un androne 2 motocicli con la targa oscurata e bossoli inesplosi. Una delle piste, ma non è l'unica, potrebbe essere legata al mondo dello spaccio. La droga c'entra o forse no, e comunque non basta spiegare tutto. L'agguato del 9 giugno contro un 20enne a Librino e poi l'assalto di 2 malviventi ad una gioielleria al viale Mario Rapisardi, dove uno dei rapinatori viene bloccato da un coraggioso passante in via Mandrà mentre volano i proiettili per strada. La sensazione è che basti anche poco per accendere una scintilla, uno sguardo di troppo, la lite risolta con la violenza. Prima si scendeva con il coltello in discoteca, racconta chi conosce bene questi ambienti, ora sono in troppi che girano con la pistola in tasca. E sulla questione sicurezza a Catania è intervenuto questa mattina il sindaco Enrico Trantino, che annuncia che il comune si costituirà parte civile in tutti i processi legati a episodi di violenza. Sentiamo l'intervista realizzata da Roberta Lunghi. Sul tema della sicurezza, come lei ben diceva, abbiamo noi posto una priorità e da questo punto di vista abbiamo già avuto delle risposte, perché notavo sabato sera, ho fatto un giro al centro storico, in piazza Teatro Massimo ho riscontrato la presenza di oltre 15 agenti di polizia e 10 carabinieri, a dimostrazione di un voler mantenere la parola data
da parte nell'ultimo comitato provinciale per la sicurezza, da parte appunto degli organi preposti. In più dobbiamo anche noi dare delle risposte che siano anche simboliche, pertanto avendo avuto notizia di un processo a carico di 5 ragazzi che hanno compiuto fastidiosi atti di teppismo nei confronti di un ragazzo e l'hanno malmenato solo perché questo si era reso colpevole di avere provato a difendere 2 ragazzine dalle molestie di questi. Bene, abbiamo dato mandato all'avvocatura comunale per costituirsi parte civile, perché noi l'intransigenza la dobbiamo manifestare anche attraverso atti compiuti, quale appunto la presenza in un processo per rispondere a chi crede che Catania sia territorio proprio. Adesso cambiamo argomento. Operatori in grado di seguire il percorso cittadino degli autobus di AMTS, l'azienda municipale trasporti Sostare, e apportare eventuali correttivi per incrementare la puntualità del trasporto pubblico. A Catania nasce una sala operativa che punta a migliorare il servizio e a garantire maggiore sicurezza con il monitoraggio di tutti i punti nevralgici. Il servizio. Un cuore pulsante che da oggi sarà un ausilio importante verso l'efficientamento dell'operatività del trasporto pubblico a Catania. Quella che vi mostriamo è la nuova centrale operativa di AMTS, in grado di monitorare l'andamento quotidiano delle 45 linee cittadine e di riuscire ad apportare delle eventuali correzioni grazie allo sguardo dell'operatore impegnato, che può anche entrare in collegamento con gli autisti dei bus. Sostanzialmente vengono controllati intanto tutto il trasporto pubblico, tutti i bus vengono monitorati da qui e vengono verificate le frequenze e quindi il fatto che i bus possano essere in ritardo in anticipo rispetto alla tabella programmata. E se il ritardo è identificato sul grande monitor centrale dal colore rosso, ci accorgiamo che purtroppo la puntualità dei mezzi al momento non è proprio una caratteristica predominante, come ci conferma l'ingegner Giovanni Santoro, responsabile di UOC-ITS. Attualmente sì, sono quasi tutti mezzi in ritardo, chiaramente perché in causa anche congestione del traffico e quant'altro. Ed è lì proprio che avvengono le azioni correttive. Per migliorare sempre il servizio e dare sempre più corrette informazioni all'utenza. Oltre all'operatività, il sistema potenzia il fattore sicurezza grazie all'installazione di telecamere. Le videocamere all'interno dei bus, all'interno dei nostri parcheggi scambiatori e anche presso i siti dello sharing, quindi del bike sharing e del car sharing, ci aiuteranno a tutelare le persone che fruiscono ovviamente del servizio, i nostri operatori aziendali e anche un po' in generale il patrimonio aziendale. Il tutto in coordinamento con le richieste delle forze dell'ordine, che avevano sollecitato la possibilità di visionare le immagini ricavate dalle telecamere in caso di eventi legati al crimine. Questo è comunque solo il primo step, inaugurato oggi alla presenza del sindaco trentino, che porterà anche ad un sistema di semafori intelligenti volti a incentivare maggiore fluidità dei bus nel percorso cittadino. Ma il futuro è già domani e AMTS programma a giorni un piano di svolta per il sistema parcheggio in città con l'ausilio della tecnologia in veste di app. Un progetto in corso, il cosiddetto progetto Smart Park, che è già stato finanziato con i fondi del POM-Metro ed è già stato appaltato. Proprio questo progetto prevede la creazione e l'installazione di tutti i parcometri intelligenti dove ogni utente inserirà il numero di stallo e la targa e quindi indirettamente noi avremo la possibilità di monitorare in tempo reale la fruizione o meno dei parcheggi e così dare anche un'esposizione di questi dati e orientare il cittadino verso le zone della città dove si trovano in quel determinato momento dei parcheggi liberi. E adesso ci occupiamo di mare perché si è alzato il sipario, quindi è partito ufficialmente da qualche giorno la stagione balneare, ma le spiagge della Playa di Catania sono mortificate dal degrado. In alcuni casi è difficile persino trovare un posto pulito per stendere il proprio telomare. E stenta anche la raccolta differenziata. È andato per noi Tonino De Mana. Dal mare ad una montagna di rifiuti. Guardate in quali condizioni si trova la spiaggia libera numero 1 e questa è la catasta, la montagna, come detto, di spazzatura. Tutto questo mentre alle mie spalle i bagnanti si godono una tranquilla giornata di sole.
Sole e caldo ci sono, la spazzatura pure. Così alla spiaggia libera numero 1 della Playa è quasi impossibile trovare uno spazio pulito dove poggiare il telo da mare. Bagnanti esasperati che girano e rigirano per trovare il posto giusto, ma da queste parti e a giudicare dalle immagini il posto giusto non esiste. Agli occhi di tutti la spiaggia si presenta come una distesa di spazzatura, uno spettacolo degradante per una città a vocazione turistica dove il mare dovrebbe essere un'attrazione e non una mortificazione. Stessa spiaggia, stesso mare e purtroppo stessi rifiuti. Esattamente, ogni anno è sempre peggio, perché ogni anno la pulizia lascia a desiderare. Adesso la mattina, io arrivo presto la mattina alle 7:30, 8 meno un quarto, ed è pieno di rifiuti. Adesso è passato l'addetto, però diciamo che ha fatto una pulizia sommaria, non come si deve. Umore nero per gli amanti della tintarella. Che non si dica che la spiaggia libera numero 1 è sporca, perché siamo noi a renderla sporca. È un'indecenza tutto. È anche pericoloso camminare perché ci sono cocci di vetro ovunque a terra. Assolutamente, ci dovremmo mettere le scarpe antinfortunistica. Ad onor di cronaca, l'apertura della spiaggia libera numero 1 era prevista lo scorso weekend, ma il maltempo non ha consentito le operazioni di pulizia, facendo slittare di fatto l'inaugurazione al prossimo fine settimana, con la speranza che nel frattempo l'arenile venga bonificato per poi consentire l'allestimento dei servizi e dell'area ristoro. Va leggermente meglio la situazione alla spiaggia libera numero 2, dove però stenta la raccolta differenziata che non decolla neanche alla 3. A microfoni spenti gli addetti alla pulizia lamentano l'esiguo numero di cassonetti e contenitori, ma dove ci sono si assiste ad un conferimento sui generis. Bidone per la raccolta del vetro, stracolmo di carta e plastica, contenitore per la carta, stracolmo di plastica e tutto il resto. I gestori ce l'hanno, i cassonetti giusti. Ovviamente se non si rispetta puoi mettere 100 cassonetti, ma se tu butti tutto dove ti viene prima. La gente che butta i bicchieri, le sigarette, il cavolo che sia, le bottiglie, insomma un po' di civiltà farebbe bene a tutti. L'auspicato cambio di passo non arriva e l'inciviltà regna sovrana in centro, in periferia e di spiaggia. Lunga notte di lavoro per le forze dell'ordine a Lampedusa, dove si sono susseguiti 12 soccorsi di barche e barchini. In totale sono sbarcati 691 migranti, ieri gli approdi erano stati 15 con 612 persone giunte sull'isola. Già avviati i trasferimenti dall'hotspot, per domani mattina è previsto l'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che imbarcherà 600 profughi. Intanto oggi è presente a Lampedusa la Commissione Libe del Parlamento Europeo ed è presente anche alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato Dunja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che dice: sono colpita dall'allarmante livello di tolleranza nei confronti delle gravi violazioni dei diritti umani dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti che si è sviluppato in tutta l'Europa. Le notizie di violazioni dei diritti umani dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono ormai così frequenti che difficilmente vengono registrate dalla coscienza pubblica. Adesso ci spostiamo a Gela e a Roma, perché a Roma la manifestazione nazionale contro il precariato ha visto la partecipazione della delegazione siciliana più numerosa, quella che con 8 pullman arrivati da tutta l'isola, dicono i precari, ci hanno dato speranza e adesso ce l'hanno tolta. Appunto sono i manifestanti che dicono che siamo al lavoro, si sono portati via anche la dignità. Che cosa si riferiscono? Ce lo spiega Gerry Tali in questo servizio. Hanno affrontato 13 ore di pullman dalla Sicilia con le loro famiglie per essere presenti con le loro storie alla manifestazione Basta Vite Precarie, organizzata dal Movimento 5 Stelle in Piazza della Repubblica a Roma. Operai edili e imprenditori che in questi mesi hanno visto sfumare i tanti cantieri avviati grazie al super bonus 110% e che dopo l'inversione di tendenza del governo hanno perso il lavoro. Ed è proprio la delegazione siciliana la più numerosa, con 8 pullman arrivati da tutta l'isola per manifestare contro la precarietà sul palco che è stato allestito per raccogliere voci e testimonianze di lavoratori, studenti, operatori dello spettacolo, racconti di vita di quanti sono alle prese con una vita da precario. Tra loro anche Vincenzo, operaio di Leggelese, è arrivato a Roma con moglie e figli, che dal palco di Largo Corrado Ricci ha raccontato le sue ansie e le sue paure. Noi non vogliamo essere sempre soggetti a delle promesse che poi non vengono mantenute. Noi abbiamo un lavoro e vogliamo continuare ad avercelo anche nel futuro.
Con lui anche Natale, imprenditore nel settore impiantistico che dopo aver investito nell'acquisto dei materiali oggi è costretto a licenziare i suoi operai. Ci hanno fatto diventare anche noi precari perché puntavamo tanto in questa misura, adesso siamo diventati precari. Però noi non paghiamo il pisto, come l'ha chiamato lei, il pisto di Stato, noi paghiamo anche le tasse perché eravamo contenti anche di pagare le tasse, adesso non riusciamo nemmeno a fare quello e dobbiamo anche licenziare dopo aver assunto. Al termine del suo intervento sul palco Vincenzo racconta l'emozione e la speranza che gli ha trasmesso la giornata romana. Adesso è tempo di raccogliere gli striscioni e ritornare sul pullman per far ritorno a casa, non prima di aver lanciato un ultimo appello al governo. Che possano a livello governativo continuare con il super bonus di 110%. A Palermo grande mobilitazione per il doppio concerto di Vasco Rossi che si terrà giovedì e venerdì allo Stadio Barbera, già polverizzati tutti i record di spettatori in Sicilia, 74.000 biglietti venduti, circa 55.000 fans che in 2 giorni arriveranno da fuori città. L'indotto è stimato in 20 milioni di euro. Ci fa il punto Manlio Viola. 74.000 spettatori in 2 giorni, 55.000 arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti al completo e una ricaduta economica per la città valutata in quasi 20 milioni di euro. Sono i numeri del doppio concerto di Vasco Rossi che giovedì e venerdì si terrà allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il concerto apre la stagione dei grandi eventi e intorno all'area dello stadio c'è già chi si è accampato con enorme anticipo. Oggi si concludono le operazioni di montaggio del palco e domani arrivano gli addetti alla produzione del concerto, come ci conferma Carmelo Costa, organizzatore per la Sicilia. Si lavorerà incessantemente per essere tutto pronto giovedì prossimo, quando aspettiamo le prime 37.000 persone, il giorno dopo ce ne saranno altre 37.000 per un totale di 74.000, che è superiore a ogni record siciliano, ma proprio superiore al doppio di ogni record siciliano. Già battuti dunque tutti i record, attesi 250 pullman che dovranno trovare posto all'interno dell'area della Fiera del Mediterraneo, allestita come grande parcheggio per l'occasione, o nel parcheggio pubblico di Viale Francia. Intorno all'area dello stadio già da mercoledì non si potrà accedere se non per gli addetti ai lavori, viabilità stravolta anche per i residenti. Abbiamo segnalato a tutte le autorità, comune, polizia stradale, insomma a tutti quelli che potevano essere interessati i flussi, cioè da dove arrivano queste persone. Per spostarsi verso l'area dello stadio saranno comunque disponibili navette speciali sia per i 20.000 palermitani che hanno acquistato un biglietto che per i 55.000 che arriveranno da tutta la Sicilia e da parte del meridione d'Italia. Un evento che testerà anche il sistema in vista di altri concerti. Già a fine giugno è atteso comunque quello di Radio Italia, ma la location è diversa, il Foro Italico. In quel caso il sistema d'ordine e viabilità potrà essere quello già sperimentato negli anni in occasione per esempio della beatificazione di Padre Pino Puglisi. Fine settimana siciliano per George Clooney, era tra gli invitati al 50° compleanno di Charlotte Tilbury, una famosa make-up artist, e ne ha approfittato per visitare Marzamemi. Noi oggi siamo stati nel borgo marinaro siracusano con Francesco Aloi. Il sole, il mare, il borgo di Marzamemi, questa è una delle mete preferite dai VIP, anche da George Clooney. L'attore statunitense è venuto in Sicilia per una festa. Charlotte Tilbury, tra le principali make-up artist, ha compiuto 50 anni. Così Clooney con la moglie Amal ne ha approfittato per venire qui. Lei è riuscita a strappare un selfie a George Clooney. Esatto, è stato praticamente, l'ho visto uscire dalla cialoma, nel momento in cui è uscito sono andata dritta verso lì e posso dire che è stata una persona molto gentile, non è da tutti e nel suo poco italiano è riuscito a capire quello che io stessi dicendo. La loro passeggiata non è passata inosservata, tanti i selfie, le strette di mano e gli abbracci. È stata una cosa emozionante, sono rimasta incantata perché lui mi ha parlato, me sono riuscita a dire solamente ciao. Purtroppo non ero in servizio, era la sera, ma ho visto su internet le varie foto e video di lui che sfilava per Marzamemi. L'accoglienza meravigliosa me l'ha fatto lui a me, si è presentato lui, sono Giorgio e a un certo punto gli ho detto sì, ti aspettavamo, io sono Lina e così è stato un bellissimo incontro tra me e lui e tutti i miei dipendenti. Poi il pranzo, naturalmente vista mare. In questo tavolo qua abbiamo apparecchiato per 8 persone qui di fronte al mare, quindi mi sembra gli abbiamo dato una bella location.
Cosa ha messo a tavola? Allora, come antipasto hanno preso del gambero rosso, del tonno rosso marinato agli agrumi e poi come primo hanno delle taglioline al ragù di tonno e poi ha voluto tutto pesce azzurro. E a fine pasto cosa le ha detto? Ha detto che eravamo beautiful. Questo è solo l'inizio, la Sicilia attira sempre e ancora l'estate deve iniziare. Da Giorgio Clooney ci spostiamo alle Eolie, a Massimo Troisi, perché cala il sipario sulla 12ª edizione del premio Troisi. La kermesse cinematografica si chiude con un omaggio all'attore napoletano che con il film Il Postino rese l'isola eoliana famosa in tutto il mondo. Chiudiamo, raccontiamo questo festival con il ricordo della compagna Anna Pavignano, sceneggiatrice dei suoi lungometraggi. Salina per noi, Eva Spampinato. Massimo è rimasto nella mente, nel ricordo ed è una presenza. Anna Pavignano è stata la compagna di vita e di lavoro di Massimo Troisi e nella serata conclusiva di Mare Festival, qui a Malfa, frazione dell'isola di Salina, che celebra l'attore napoletano scomparso nel 1994 con il premio Troisi, ha ripercorso la splendida carriera dell'artista. Sono stati fatti vari documentari, incontri, libri, insomma è bello che si senta questo suo essere fra di noi. Anna Pavignano è stata la sceneggiatrice di molti dei film di Troisi, da Ricomincio da 3, Morto Troisi, Viva Troisi, Pensavo fosse amore, invece Roncalesse e Il Postino, candidato a 4 premi Oscar. Ci racconta come arrivarono alla scelta dell'isola di Salina per ambientare quest'ultimo film. Bisognava trovare dei posti che in qualche modo ricordassero quello che poteva essere il Cile. Né io né Massimo abbiamo mai visto il Cile, però questa atmosfera di isola, il libro si svolge in un luogo che si chiama Isla Negra, che non è un'isola, però comunque rende l'idea, cioè questi posti possono chiamarsi Isla Negra, no? Con questi colori così forti, con questi contrasti forti. In occasione del 70° anniversario dalla nascita di Troisi, ieri sera in Piazza Immacolata è stato proiettato il documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, docufilm che racconta il mito e la genialità di Troisi tramite materiali inediti, un percorso nella carriera di attore e di regista, ma anche in quella di uomo con il suo carattere schivo ma estremamente sensibile. Massimo Troisi è stato il cinema italiano negli anni '80, insieme a Verdone e Annuti sono i personaggi che hanno ritirato su il cinema in un momento in cui il cinema italiano non andava bene, dove si andava al cinema solo a vedere i capolavori internazionali, e gli dobbiamo tanto al suo modo così particolare, naif ma incisivo, di spessore di fare cinema. Insignito del premio Troisi anche l'autore e regista Massimiliano Bruno, che ha guardato insieme al pubblico l'ultimo episodio della sua saga Non ci resta che il crimine. Adesso ci fermiamo, piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Ieri in uno stadio sold out il Siracusa ha conquistato la promozione in Serie D, battuto l'Enna per 3-1 nella finale playoff del campionato d'eccellenza. Festa grande ovviamente in città e servizio. Siamo in Serie D! Ero là in quella stessa curva contro il Lanciano quando dovevamo andare in Serie B e alla fine non è andata come volevamo. Adesso siamo tornati in D, speriamo di sognare ancora in grande, questa società sembra seria finalmente. 1-1 all'andata, 3-1 al ritorno, il Siracusa ci ha creduto fino alla fine da proda in Serie D. È stata una cavalcata importante, difficile, i ragazzi sono stati esemplari, è normale che sono estremamente emozionato perché vincere un campionato a Siracusa per me è un motivo di onore, di orgoglio, perciò l'emozione che ho provato oggi al fischio finale dell'arbitro è indescrivibile. Nel primo tempo sono i gialloverdi a prevalere, qualche occasione anche per gli azzurri, ma gli ospiti al 37esimo vanno in vantaggio. La firma è di Agudiak, lo stesso che segnò all'andata.
Nel secondo tempo scende in campo un altro Siracusa, molte più palle gol, 3 quelle trasformate. Al 65esimo con Belluso pareggia i conti 1-1. Poi Lena raddoppia, ma la rete viene annullata per fallo di mano e al 75esimo con Archenna arriva il 2-1 per il Siracusa. 8 i minuti di recupero. A qualche istante dal triplice fischio, Palermo firma il terzo gol. In un De Simone sold out e festa grande. L'importante è arrivare alla fine 3-1, poteva essere anche 4-1, 5-1, vabbè. Ma va bene così. Bravo Siracusa in Serie D finalmente! Siamo grandi! Comunque complimenti agli avversari innanzitutto perché hanno giocato una grande partita. Dallo stadio ad Ortigia, cori ed esultanza continuano. Intanto Lenna spera nel ripescaggio. Questa è l'ultima notizia, si chiude il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.